picchia e minaccia la compagna perché non rispetta il Ramadan. 30enne marocchino allontanato da casa. Ti faccio fare la fine della donna di Castagnole. Buonasera a tutti telespettatori e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. In apertura la cronaca: non rispetta il Ramadan e la picchia fino a farle perdere i sensi. È accaduto in città, la vittima una trevigiana di 39 anni, il suo aguzzino, il convivente marocchino 37enne. La minaccia più ricorrente: ti farò fare la fine di Elisabetta Leder. Sentiamo. Una violenza inaudita, picchiata selvaggiamente, umiliata, costretta ad avere rapporti sessuali e minacciata. Lui, marocchino di 37 anni, operaio, lei trevigiana di 39 anni, accusata di non seguire bene il Ramadan. Una storia che fa rabbrividire, una vera e propria persecuzione. Dopo l'ennesimo pestaggio, lei ha trovato il coraggio di chiamare la polizia. Abbiamo accertato una situazione inverosimile, esplosiva da un momento all'altro. Numerosi i referti dell'ospedale, ma ai medici lei diceva sempre di essere caduta dalle scale o dalla bicicletta, fino alla drammatica verità. Lui l'accusava di non osservare i principi del Ramadan, di non cucinare bene, motivi che scatenavano la sua ira. La prendeva per i capelli, la sbatteva a terra, la picchiava, la colpiva con una forchetta alle spalle. L'ultima volta lei era svenuta e quando aveva ripreso conoscenza lo aveva visto con un coltello. Solo le suppliche lo avevano fatto desistere. Una storia assurda che avrebbe potuto avere un epilogo tragico. Ma purtroppo sono molti i casi di violenze domestiche che non vengono denunciati. Donne che subiscono in silenzio per paura. Abbiate coraggio, abbiate fiducia nelle istituzioni, in questo caso nella polizia, perché c'è una via di fuga. Botte e minacce erano ormai all'ordine del giorno. Ti farò fare la fine di Elisabetta, le aveva urlato il 37enne. Un chiaro riferimento al duplice omicidio di Elisabetta ed Ariana Leder. La portata in uno stato di prostrazione veramente di terrore, cioè minacciare la propria convivente di farle fare la fine di una signora che, come sappiamo tutti, è stata barbaramente uccisa. Non so se esiste cosa peggiore. Il GIP del Tribunale di Treviso ha emesso nei confronti del magrebino una misura cautelare. Non potrà avvicinarsi alla ragazza a meno di 500 metri. Se dovesse trasgredire, per lui scatterebbero le manette.